Parliamo dalla mattina alla sera ormai in ogni convegno, in ogni incontro, di banda larga, smart city, open data, cloud, informatizzazione, cioè ogni giorno siamo presi dal fatto che se pensiamo al futuro, se pensiamo alla crescita, tutto il mondo, io dico quello semplice dell'informatica, è quello che ci porterà verso questa dimensione. Ma oggi, se pensi a questo mondo, è come un mosaico disarticolato. Agenda digitale cosa vuol dire? Prendere tutto ciò che lavora e che ha un interesse in questo mondo, tutti i progetti e le idee che possono servire alla crescita del Veneto, tutte in qualche modo le belle professionalità, mettere attorno a un tavolo e costruire, la parola agenda, un'idea su cui lavorare, capire le priorità, capire cosa è utile. Rivolto a chi? Rivolto ai cittadini e all'impresa, perché se parliamo di crescita dobbiamo pensare che ciò che facciamo deve essere utile. Ecco, il senso è, la parola agenda, mettere in sequenza le cose utili, non fare doppioni, fare cose che hanno ricaduta e soprattutto in questo caso abbiamo scelto persone di qualità che vengono dal mondo del privato, che in qualche modo con noi ci facciano da stimolo per capire se la nostra ottica visuale è quella buona. Noi vorremmo, senza i tempi biblici, in 2 o 3 mesi, un tempo ragionevole, avere in mano una idea progettuale seria, concordata con i mondi economici veneti, con i mondi pubblici veneti, per capire se i pochi o tanti soldi che abbiamo, le poche o tante iniziative che facciamo sono utili a una parola: crescita del mondo dell'impresa, crescita nel rapporto con i cittadini. Ecco, io credo che per fine anno, sicuramente, io spero anche prima, avremo una scaletta di cose utili, una scaletta di cose da fare e soprattutto i soldi nostri e i soldi che l'Europa ci dà relativi a questo mondo sapremo dove spenderli perché diano il massimo del risultato per i veneti.